Vai raga, un saluto dal comandante veneziano. Gara 5. Ah, ok, boh. Andiamo subito a un po' di velocità. Cassel versus Veneziano, questo è il duello, eh. Vai, si torna alla Grizzlies Arena. Comunque mettiamo 8 minuti, non 6, perché 6 minuti sono troppi. Dov'è il Kuma? Ah, ok. Subito il Kuma fa la cagata. 8 minuti e in caso gli ultimi 4, così sono 8 minuti, mi sembra più corretto. Bravissimo, dai. Dai, come ragiona. Bravo. Fallo. Howard, solo rete. Molto bene. Fallo di chi? Cassell è veramente un dito in culo, eh? Mamma mia ragazzi, Sam. Sam Schofield. Guarda come mi marca Sam. Bravo. Mutombo ragazzi, è troppo fondamentale. Ci stiamo giocando il titolo NBA. Subito tripla di Charlotte, mamma mia. Vai Kume. Niente. Voleva rispondere a Cassell, ma nulla. Fallo del Kume. È nervoso veneziano, si vede. Bravo. Addirittura il veneziano esce. Boh. Meyerly. Grande Dan. Thunder Dan. Meyerly fa sempre il fatto suo. Bello. Purtroppo bello. Vai Maxwell. No, ma no, fallo, meno male. Houston. Bravo Houston, mamma che giocata. E sbaglia. Il ferro lo sput. Cassell. Bravi. Anche senza veneziano la squadra è lenta un po', eh. Noi abbiamo giocatori velocissimi. No, sbaglio io. La sto sentendo troppo ste finals, le sto sentendo troppo. Mi aspettavo di portare Vancouver al secondo anno già a giocarsi il titolo. Meyerly. Mamma mia. 50 secondi, poi lasciamo la parola. No, non voglio andare sul 3-2 per loro. Bravo Dikembe. Fallo su Dikembe. Secondo fallo per Robinson, godo.
Dai. Niente, mamma mia, stiamo giocando malissimo anche oggi. Vabbè, il nostro abbiamo fatto non tantissimo, no. Vai. Partita equilibrata. Continua simulazione. Arca miseria, gioca. Devo entrare prima. E veneziano non c'è ancora, incredibile. Vai Marley, mi hai fatto vincere un titolo con i Phoenix Suns. Bravo. Grandissimo. 3 di vantaggio. Mamma che finale tesissima. No. Subito tripla, incredibile. Incredibile. E anche Ambutombo per l'MVP però c'è. Grande. 2 di vantaggio per gli Hornets. Cioè per i Vancouver. Veneziano non c'è purtroppo. Devono giocare loro. Sarebbe fondamentale andare su 3-2. Credo che con Phoenix hanno perso 4-2 gli Hornets. Occhio a Cassell. Vuole portarci all'overtime, speriamo di no perché siamo senza veneziano anche. E Mutombo fa lo show. Mamma mia, è Mutombo da MVP però, forse più di veneziano. Ti prego, almeno uno. Niente, almeno uno. Yes. No! Era dentro questo. Sì. E andiamo sul 3-2 ragazzi. Andiamo sul 3-2, incredibile. Veneziano. Oddio. 2 minuti ha giocato il Cume. Ah, primo quarto, aspetta. Vabbè, cazzo. 15 punti, 6 assist. Non benissimo comunque, Ragazzi, primo match ball. Primo match ball a Charlotte. Al Charlotte Coliseum. Che sfida ragazzi tra Sam Cassell e Cumendone veneziano. Tensione alle stelle, Beppe. Veneziano si scalda. Tutti tesi. Dai. Ok, si parte. Possibile match ball per Vancouver per una vittoria storica. Vediamo come parte il veneziano. Male. Dalla prima tripla capisco se come può spaccare. Speriamo di sì, ma un bel mattone. E invece Cassell porta già 2 punti alla sua squadra. Sente molto la sfida veneziana con Sam. Dio. E subito Cassell dimostra di avere veramente le balle. Sì, ti prego. Niente. Mamma mia. Sì. Il Cume silenzia, il Cume sentenzia tutto.
capisco niente. Raga, mamma mia. Sam Cassell non mi fa vedere palla, però. Bravo. Bravo Kuma. Fallo di veneziano su Cassell. Incredibile, le fischiano tutte però a Sam, E le fischiano tutte a Sam. Complotto contro il Kuma. Bello Cassell. Ancora Robinson, è forte contro Charlotte. Proprio forte Charlotte. Veneziano sbaglia. Niente. Mamma mia raga. Bravo. Qualcuno ha fatto la genialata però, Vai Dan. Bravo. Bravissimo. Occhio Kuma. Dai. Cassell veneziano. Cassell me le metti in faccia così. Mamma mia che sfida. Ma anche il Kuma non è da meno però. Dai. Mamma mia, Sam Cassell. Bravo, qualcuno ha fatto un bel numero. Il mattone, il classico. Ma volevo dire una cosa, però scusate un attimo. Qua 4 anni, c'ho l'esperienza, si fa sentire. 4 contro 1. Ha fatto uno squadrone comunque Charlotte, No! Dai, ultima azione. Ancora. Niente, non mi riesce più sto numero. Simulazione, andiamo. È un bel vantaggio però, No, i coglioni. Scherzavo. Dal quarto minuto posso entrare, Vediamo com'è la situazione. Vai. 2 punti di vantaggio per Charlotte. Ma ancora veneziano non c'è. Ah no, c'è. Mi serve troppo il Kuma. Bravo. Yes. Bravo veneziano. Dai. Larry Johnson. Il. No! Fallo purtroppo. Bravo David Robinson, è l'altro gran giocatore. Vai, più 2 Charlotte. Non voglio andare a gara 7 ragazzi. Sam Cassell. Bravo Mutombo. Veneziano impossibile. Infatti. Niente, faccio tanta fatica ragazzi, fortissima Charlotte, molto più forte di quella trovata
con Phoenix. Più 4. Più 4 a 3 dalla fine, Dai. Veneziano. Ti prego. Il ferro la sputa, adesso sono cazzi. Nel momento decisivo il Kuma sta fallendo, Buono. Buono per loro, purtroppo. Il rischio di gara 7 è elevatissimo adesso, Dai. Fallaccio su Veneziano. Vuole decidere al Kume. Buono. Buono. Dai, 2 su 2. Meno 4, non è impossibile con 2.41 da giocare. Time out. Occhio. Vai Kube. Tira. Ma cosa fa il Kube? Non ci credo. Giocata sbagliatissima qua di Veneziano. Niente. Troppi errori di Veneziano. Si sta prendendo troppe responsabilità, ma ne sbaglia troppe. Qua Robinson ha dormito per fortuna, ma si prende il fallo. Gara 7 purtroppo è dietro l'angolo. Vai Kume. No, Mutombo. Vabbè, sono anche un pirra però. Niente, Charlotte Vancouver ha mollato mentalmente. Ultima chance forse. Devo provare col miglior tiratore da 3. Vaffancuore. Bravo Kuma. Però sto rookie, ragazzi, si prende già responsabilità incredibili. Mamma che stoppata di Veneziano. No, vuole decidere al Kume. Stoppata a dir poco afrodisiaca di Veneziano. Ti prego mettila. Kume. Non ci credo, sputata, sputata, sputata. Charlotte sbaglia, incredibile. Ma la prende ancora Cassell. Incredibile. Charlotte è proprio forte purtroppo. Ah, questo errore vuol dire sconfitta al 100%. Sì, affanculo. Vabbè. Raga, ci giochiamo tutto in gara 7. Mamma mia. Che finali. Come siamo? Ok. A Vancouver. Finale NBA, gara 7. Ci giochiamo il titolo NBA
proprio una finale secca praticamente. Che serie però. Boh. Vai Kume. Vediamo se il Kume veramente è un campionissimo che può diventare più forte di tutti. Gol. Dai. In questi 8 minuti devo prendere un vantaggio, eh. Dai Kume, se pensiamo alla squadra, non alle classifiche. Oh, subito Sam comunque. È forte Sam, veramente forte. Bravi. Ma perché li sbagliano così? Dominare un po' la squadra, però ancora non è ai livelli che dico io. Mamma mia, grande qua, grande Rodman. Maier le danno casa sua. Un altro mattone, niente. Veneziano, grande difesa. Dai. La sentono tutti gara 7. Stoppata su Dan. Incredibile. Oh. Cassell. Troppo forte Cassell. Mamma mia. Se vince Charlotte sarà lui ovviamente l'MVP, eh. Perché c'è anche David Robinson, è uno squadrone ragazzi. Charlotte è uno squadrone. Dai. Bravo Mutombo. Sì. Triplone mostruoso, dai. Ma Mutombo ci salva il culo con i rimbalzi offensivi. Cassella solo. Niente da fare, immarcabile Sam. Vai Kume, ragiona Kume, ragiona. Ma ti amo di Kembe. Io amo il signor di Kembe. Siamo là però, siamo là. Ma se parlo poco adesso ma sono teso. Gol. Troppi gol qua, troppi gol. Dai, no, niente, il Kume non c'è. Il Kume non c'è. Fallo di Veneziano, mancano 44 secondi, siamo solo 8-7. Bravissimo Houston. Dai Kume. Niente, questo era facile però. Dai Kume. Bella difesa di Veneziano. Yes! E vai Lonetta con il tiro libero supplementare, bravo Kume. Perfetto. Bello, vai. E adesso Fiori. No, 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 no. Scusate.
E adesso vediamo. Siamo là. Aia, brutto parziale qua. 93, 90, 92, 95. Più 10 Charlotte. Ai ai ai. Più 10 Charlotte, è finita ragazzi. Ce la farò un miracolo. Fallo. Oh, ultimo fallo di veneziano. Finisce nella maniera peggiore. Fuori il cume per un fallo di sfondamento. Vabbè. Finale un po' così però, tanti falli contro che non capisco. 12-4, il Cume non ha inciso purtroppo, non ha fatto grandissime cose. Maierli. Niente, è finita, dai. Andiamo agli ultimi minuti proprio. Per vedere la premiazione, ma è finita ragazzi. Perdiamo in finale ragazzi. Il sogno di vincere il primo titolo al primo anno svanisce così, ma ne avremo tante altre occasioni. Peccato, ma anche il fattore campo, le avevamo tutte per poter fare. Tifosi impietriti. Guarda Reeves, che bello. Stavolta dopo contro i Phoenix Suns ha pianto Charlotte, oggi piangiamo noi. Complimenti a Charlotte, noi abbiamo fatto una gran finale alla fine, da come era partita la prima gara pensavo in un dominio, invece è stata un po' una beffa. Bravo Reeves, per salvare l'onore. Finisce qua ragazzi, Charlotte è campione NBA, uno squadrone comunque. Complimenti. Sì, Veneziano piange. Veneziano piange. Il Cume piange. Ma se l'è meritata assolutamente Charlotte. Robinson festeggia, ovviamente chissà o lui o Cassell gli MVP. That does not take anything away from the satisfaction. Now, let's take you to the presentation of the Larry O'Brien Trophy. Sì. Commissioner doing the honors. Veneziano in lacrime. E sul nostro campo purtroppo non siamo noi a festeggiare. E dovrebbe essere Robinson l'MVP. Tifosi purtroppo in silenzio. È andata così. È andata così, raga. Vincono gli Hornets. MVP Larry Johnson. Grande, grande Larry. Va bene. Ritiro giocatori. Isaiah Thomas si ritira ragazzi, a 36 anni. Larry Nance, Terry Cunningham, Dominic Wilkins. E poi via via tutti gli altri. Diciamo che Isaiah Thomas è quello che fa più sensazione. Si ritira con all'attivo. No.
Ha vinto il titolo 89-90, All-Star 10 volte, primo quintetto NBA 3 volte, secondo 2 volte, primo quintetto matricole 1 volta. Complimenti a lui. Ritiri staff. Ammessi Hall of Fame, Thomas e Dominic Wilkins. Non ha mai vinto il titolo, però insomma, non proprio scarso. Ritiri maglie, Isaiah Thomas e Dominic Wilkins. Cambiamenti storici. Allora, i Sixer, i Kings, i Nets, Bullets, Golden State. Noi niente. Riunioni di lega, accettiamo tutto. Lotteria draft. Vabbè, noi ovviamente non ci siamo. Ok, i Celtic hanno la prima scelta, i Phoenix la seconda. Ho caro per i Phoenix. Ingaggio stat, ci manca qualcuno? Abbiamo tutti, quindi andiamo avanti. Ok. Draft combine. Non mi interessa. Draft NBA, vediamo che sarà la prima scelta del 97. Ho già visto che anche nel 98 per fortuna abbiamo tutti i giocatori più importanti, quindi ci siamo. Ok, Boston sceglie. Lo sapremo. Tim Duncan chiaramente, mamma mia. Boston vuole diventare grande con Tim Duncan. Vediamo i nostri Phoenix. Tracy McGrady, bello, bel colpo. Milwaukee. Antonio Daniels. Milwaukee, Larry Elliott. Houston, no scusi, Chauncey Billups a San Antonio. Houston, Johnny Ramsey. Fino a scelta utente. Ok, mamma mia. Non abbiamo grande gente. Vabbè. Andiamo su Trevor Alexander. Ok. Ok. Vabbè, però non è un gran draft perché non abbiamo mai le possibilità, non abbiamo mai le prime scelte. Tim Duncan, Tracy McGrady, Dennis, Van Horn ai Piston. O qualche altro colpo. Tutto tranquillo, perfetto. Ingaggio matricole. Vabbè, questo andiamo. Ah, Miley rifiuta. Quindi ci saluta Miley. Dovremmo fare un'altra squadra, un bel casino, va bene. Jason Key, madonna, Sean Kemp lo vorrei, cacchio. Sean Kemp alla grande. Offerte qualificanti. Moratorio. Michael Jeffrey. Porca miseria. Ah beh, David Robinson che ha vinto il titolo. Carmelo, mamma mia, è pieno di giocatori qua, eh? Attenzione che Charlotte ha finito proprio come doveva fare l'ultima vittoria. Allora, vediamo, Steve Kerr lo teniamo mai, rinuncio ai diritti ormai, sì. Ok.
l'Oliver, bel casino. Anche Vernon Maxwell. Cambio squadra, sì, non mi sono piaciuti non era... Beh, non Mutombo lo voglio. No, no. Ostertag, no, lo teniamo. Sì, Steve che era rotto i maroni, sinceramente. No, Jordan ha firmato per i... Ma no. Mi viene da piangere. Proviamo Sean Camp. Carmalone vecchio, sinceramente. Sean Camp arriva. Godo. Alla grande. Questa è una guardia. Sì, dovremmo fare però un bel casino, secondo me. Ok, Camp è arrivato. Come Mutombo. Cazzo, solo un anno aveva Mutombo. No, devo prenderlo Mutombo, non posso perdere anche lui. Porca miseria. Non mi interessa, ma no. Cazzo, ho preso Camp, allora rinuncio ai diritti. No, se perdo Mutombo so cazzi però, lo perdo sì Mutombo. Incredibile, solo un anno avevo con Mutombo. Ai ai ai. Mi vogliamo, perché se perdo anche lui, ragazzi, me lo faccio devo fare degli scambi. Di che mi Mutombo firma? Allora, c'è allora. Ma dai, ma che cagata è? Vabbè. Devo rifare la squadra praticamente. Che bello. Tolgo anche lui. Ragazzi, l'è dura, eh? È arrivato Sean Camp, però ho perso tanto. Devo rifare un po' la squadra, ma sono tranquillo, non c'è problema, la rifacciamo. Veneziano sale di tanto. Ragazzi, questo è il roster che sono riuscito a comporre, Fioile dura. Sono riuscito a prendere MJ, però una squadra cortissima, poi dovrò prendere dei free agent, ma boh, diciamo che ho voluto fare l'all-in su Jordan e Camp, il Big Three. Però è chiaro che se si infortuna uno dei tre è impossibile. Vediamo quest'anno come va. Volevo fare un anno con Veneziano e Jordan, la Double M, e se va male lo scambiamo subito e ci prendiamo altro. Quindi è un roster sulla carta i titolari forse sono un po' più forti perché comunque c'è MJ, anche se è in calo, però è chiaro che sono distrutti, cioè ho una rotazione veramente veramente bassa, quindi speriamo bene. Raga, un saluto al commendatore veneziano, nel prossimo video vediamo i roster delle altre squadre per la stagione 97-98. Ciao!